Eccoci, buongiorno ragazzi. Oggi Tovena, siamo una frazione di Cison Valmarino, quindi siamo ai piedi delle Prealpi bellunesi. E che giro facciamo di bello, Roby, oggi? Oggi saliamo a Passo San Boldo lungo la provinciale, qui in un ambiente dove ci sono belle gallerie da passare. Dopodiché noi saliamo verso il bivacco Lof, ci sarà un po' da spingere, Ok. facciamo una belle creste, cima Valscura, discesa e l'ultimo col dei Moi prima di scendere dall'alto versante verso Cison Valmarino e ritornare qui a Tovena. Perfetto, giornata splendida, sole che ancora scalda in questo autunno bellissimo e quindi un giro sicuramente indimenticabile. E vai! Per raggiungere Passo San Boldo ci sono 18 tornanti. La pendenza, Roby, com'è? La pendenza è costante e si fa sentire. Qua ragazzi si inizia la prima delle innumerevoli gallerie per raggiungere il passo. Qua ragazzi le pendenze sono davvero esagerate, noi poveri mortali muscolari siamo costretti a spingere. Eccoci ragazzi, raggiunta la casella Costa Curta, adesso ci facciamo un riposino più dovuto per noi muscolari, un po' meno. Oggi sono in passeggiata. In passeggiata. E qua Nick ci siamo affacciati a questa piana bellunese. Oggi la visibilità non è particolarmente nitida, però si possono osservare delle cime. Nick, cosa mi facevi osservare prima? Qua abbiamo il Serva che è appena sopra Belluno e poi là entra il gruppo della Gordina con a sinistra lo Schiara, che è molto interessante come gruppo per camminate, ha una rilevanza. E adesso si ricomincia a pedalare. Qui dove siamo arrivati? Allora, siamo al cospetto dietro l'imponente Vallon Scuro che si staglia, guardate là. Bellissimo. Monito di pietra. E quindi qua è la diatriba che avevamo ieri quando stavamo disegnando l'itinerario, era se salire fino sulla cima oppure accontentarci di fare il periplo, quindi passare sotto. Quindi adesso decideremo da farsi. Eccoci ragazzi, raggiunto il rifugio dei Lof, che è di proprietà del Cison di Valmarino, del paese che troviamo qua sotto, eccolo qua che si vede,
E qua grandi preparativi perché domani si fa una festa paesana con tanto di pasta asciutta per tutti. Noi siamo arrivati troppo presto, comunque il posto è veramente spettacolare. E qua abbiamo il signor Natale che sta preparando un minestrone di fagioli. Non è che fa come Bertoldino che ne mette 3, uno si perde nell'acqua, l'altro l'assaggia e ne rimane solo uno. Oh ragazzi, qua c'è ogni ben di Dio, però purtroppo non è riservato a noi. Abbiamo trovato le cornucopie di abbondanza. Qui abbiamo formaggio di malga, chilometro zero, DOP, salumi fatti in qualche cantina locale di Cison di Valmarino. Cison di Valmarino. E invece noi ci dobbiamo accontentare delle magre. Le insalatissime romane che fanno una magra figura in confronto. Ecco, però ci possiamo consolare con questo meraviglioso panorama che si gode da questo balcone naturale su Cison di Valmarino e sulla lontana laguna veneta, bellissima. E come si diceva, la magra consolazione è arrivata puntuale, quindi Davidone. Allora, devo dire che nonostante tutto si difende ancora bene. Qua ragazzi tocca spalleggiare di brutto. This little song I'm singing about people, you know it's true. If you're black, you gotta work for your living. This is what they'll say to you. As if you're white, you're right. If you're brown, stick around. But if you're black, oh brother, get back, get back, get back. Eccoci ragazzi, grande soddisfazione Andrea, Sì. per aver raggiunto una nuova cima dai Friul Bikers. Si tratta Esatto, cima Vallon Scuro. Non siamo tanto alti, siamo sulle prealpi venete, ma lo spettacolo, il panorama è incredibile. Get back. Beh ragazzi, i soliti Friul Bikers che sbagliano le pronunce. L'ultima volta è Agordo, invece era Agordo. E oggi invece come si dice il paese dove siamo partiti? Ovena! E noi naturalmente abbiamo detto Ovena, è il classico. Decisamente oggi
non è una piacevole passeggiata, visto lo spingismo e il portage che ci stiamo facendo. Qui ragazzi abbiamo un 4 zampe motrici che è arrivato su senza neanche un problema. Raggiunta la seconda cima, è il punto più alto del nostro itinerario. Qua c'è una bellissima croce, sapete che a me le croci piacciono molto. Dove siamo qua? Qua siamo a Col de Moi, panorama verso sud Verso e verso sud nord. e verso nord sulla piana di Belluno. Sì, di Belluno Feltre. Spettacolare, quindi siamo diciamo ai margini delle prealpi bellunesi che si affacciano da questo balcone alle Alpi bellunesi, quindi con le Dolomiti. Bene, adesso a sud si scende. Nick, alcune di queste cime però ce le possiamo solo immaginare perché nell'applicazione sono menzionate, ma alcune di queste però si possono vedere, come il Col Visintin, l'Agnellezze, il Nevegal in fondo un po' coperto dalla nebbia. Qui abbiamo il Roberto Cantarutti, La cima più antica e naturalmente questo bellissimo esemplare di quadrupede. Ah, che bello!
Bello, figata. No, no, qua spacchi tutto. sembra che abbiamo fatto gli scoiattoli più di una volta. Che bello, passaggio qua. Qui un biker dovrebbero avere tutti la motosega agli Express nello zaino. Fatta! Super! Just a couple babies, I'm good to you, honey.
Eccoci ragazzi, raggiunta la valle, qua siamo al cospetto del bellissimo Castelbrando di Cison Valmarino. E che dire, abbiamo fatto un giro bellissimo che ci ha portato su due cime spettacolari, la prima delle quali Vallon Scour. ecco, Devo dire il sentiero era piuttosto ripido, ma ce lo siamo goduti, insomma, in sella. poi raggiunta la selletta abbiamo rifatto un'altra cima, quindi spalleggiato, spinto, qualcosa pedalato e siamo arrivati quindi sulla cima del Col de Moi, che ci ha riservato poi Una discesa splendida su fondo mosso, roccioso, a tratti le rocce erano più consistenti. e naturalmente oggi con noi c'era Nick con la elettrica, l'unica elettrica. Com'è andata Nick? Direi che i sentieri erano all'altezza dei fuel bikers, scassati al punto giusto. Quindi se vi è piaciuto questo giro e volete seguirne degli altri, iscrivetevi al canale Friul Bikers MTB Group. Ciao ragazzi, ciao! I can't get enough of sweet, sweet love, and I could just a couple bees, please. I'm glued to you, honey, like leave me, and I'll be sticking to you. I'm glued to you, honey. I'm glued to you, honey. Hey. Ooh, ah, ooh, I'm glued to you, honey, like ooh, ah. I'm glued to you, honey, Oggi abbiamo scoperto due cose, che non si dice Tovena ma si dice Tovena, e poi un'altra cosa, che Tovena è famosa perché si fa la festa degli angeli. si fa la festa degli angeli e molte abitazioni, Sono decorate con degli angeli, infissi sulle finestre. i negozi e quant'altro hanno questi angeli. Non abbiamo ancora scoperto per quale Sono motivo è. nascosti, Però comunque gli angeli sono belli, a noi piacciono. E ci sono anche i catti, guarda, i catti. Bene, ciao ragazzi, ciao.